Genesi capitolo 31. Labane cagna e patta. Ma Giacobbe venette a sapere che i figli di Labane ricevono l'uno cullato. Giacobbe si pigliava tutto quello che apparteneva al padre nostro e con tutto quello che era il padre nostro si è fatta una fortuna assai rossa. Giacobbe guardava pure la faccia di Labane e se ne adunava che non era la stessa che teneva prima con essa. E tanto il Signore dicette a Giacobbe: torna a te nel paese dei padri tuoi, in da patria tua, e io sarò sempre insieme con te. Stesso tanto Giacobbe che ti chiamare Rachele e Lia, che pascevano e pecore, rinda la cabagna, ricetta a loro. Io me ne sono adunato che la faccia di padre non è la stessa in mezzo a me, e non è più come quelle prima. Padre si è cagnato. O Dio padre mi mece, e state sempre insieme conmigo. Voi stessi sapete buono che io ho servuto a padre con tutte le forze mie, quando invece padre mi ha fatto fesse più una volta, e ha cagnato la masata mia più di 10 volte. Dio invece non ha voluto che essa mi facesse un'infamità. Se chi avesse ritto, tutte le vesti puntiate saranno a mesata tua, potete stare sicuro che per la perrina sgravate vesti puntiate. Se invece avesse ritto, tutte le vesti striate saranno a mesata mia, potete stare sicuro che per la perrina sgravate vesti striate. E a così Dio ha luvata in mano il padre vostro, vestiamo, e la mise in mano mia. Una volta, quando vestiamo per Cirilla, teneva la smania e si acchiuppava. Io, in zona, ai zai lucchi, vedete che i zimmere che stavano per schiuppare erano tutte colore striate, puntiate chi ne chiazza. L'angelo e Dio, mi ricette in zona. Giacobbe. Io subito rispondette: sto qua, signor. Parla che sto a sentire. E chi mi ricette? Ai lucchi tu e guarda. E i zimmere che si stanno acchiuppando, che pecore, sono tutte striate, puntiate chi ne chiazza. Perché oggi voluto tutte quelle calabane ha fatto a te. Io sono con Dio e Betel, a due ha ravacato l'uoglio in coppa una prete, e da due fatte un vuoto innanzi a me. Ma ai lucchi tuoi. Parta da questo paese e torna a tenere in da patria tua. Rachele Dio rispondette dicendole: trimmo forza ancora una parte, che eredità in da casa rubata nostra. Non siamo trattati con forza come se fossimo forastieri in da casa sua, a chi lui giorno che hanno già venuto, e seppure mangiato tutto il denaro nostro. Tutta quella ricchezza che Dio ha ruota in mano rubata nostra è oramai la nostra e appartiene ai figli nostri. Mo fa pure quando il Signore dà retta. Giacobbe se ne fuia. Stessa tanto Giacobbe si sussette e mettette figlie sue e moglie sue vuole cammelli. Se piaisse tutto chi lo vestiamo e tutto che li bene che essa era accattata e tutto vestiamo che sarà accattata in da città e Padamara per se tornare a casa rubate su Isaac in tuo paese Carran. Labane tanto aiuta a carusare e pegre Rachele, sa rubai pure le statuette che appartenevano rubate sue. Giacobbe senza favore a Labane e senza mancaro salutare se ne fu in quella casa con tutte bene sue. Se su sette passai il cium si indirizzai in mezzo ai monte Galat. Labane solo dopo 3 giorni venette a sapere che Giacobbe se n'era figliuto. E stesse tanto pigliai quiste e parenti suoi e corrette appresso per 7 giorni e lo trovai quando questa stava fermata coppa i monte Galat. Dio venette in zona indannutata a Labane, l'arameia, e le ricette. A bara a te e non dice niente a Giacobbe, proprio di niente. Quando Labane si incontrò con Giacobbe aveva fissato il tenere suo in coppa a chili monte, e Labane si era fermato in fra i parenti suoi in coppa ai monte Galat. E Labane ricette a Giacobbe: perché mi hai fatto questo? Hai voluto fuggire a me quando non ci stava, e hai portato con te pure tutte le figlie mie, come se fossero state prigioniere a guerra. Perché te ne sei fiutato una scusa? Perché mi hai ingannato e non mi hai fatto sapere niente? Se me l'avessi ritta, io ti avrei stata partire con una festa, e con canto e con suono e t'amore e recetole. Tu non hai voluto mancare arroganza che io mi potessi vasare i figli miei, i figli miei. Certo, non ti sei comportato buono conmigo, in modo potessi fare pure un'infamità, ma ieri notte Dio padre tuo mi ha parlato, in sonno e marito, a bara a te non dice niente a Giacobbe, né bene e né male. Certo, se tu hai voluto partire, sono stato perché sei venuto a nostalgia per la casa di padre, e perché mo ha rubato pure in da casa mia statuette e re mie. Giacobbe rispondendo all'ape nella ricetta: perché teneva paura e in capo pensava che tu mi avessi rubato con la forza pure i figli tuoi, ma ti assicuro che non farai campare quello che tu troverai, che sarà rubato e dei tuoi. Nanzi ai parenti tuoi, pide pure tutto quello che era tuo, si trova in te bene nostro. Giacobbe non poteva sapere che era stata proprio Rachele quella che aveva rubato i dei suoi.
E stessa danno Labana tra sette rindatenne e Giacobbe. Poi rindatenne Elia e rindatenne che li due schiavi, ma non trovai niente. Poi scetta rindatenne Elia e tra sette rindatenne Rachele. Rachele aveva pigliato proprio essa, che gli statuette, e l'aveva una scusa rinde guarniamento con cammello suoi. E poi se ne era assettato in coppa. A così quando l'abita si mettette a furgognare in tutta la tenda sua, non fu capace di trovare niente. Tanto Rachele ricetta innanzi al padre suo. Non lo tenete a male, signore mie, se non mi aiuti innanzi a te, perché in questo momento dei quello che succede a tutte le femmine. Labana verette rinda tutte le pizze e che la tenne, e non fu capace di trovare l'idea. O patta e pace, fra Labana e Giacobbe. Giacobbe tanto s'arraggiai assai ricette innanzi a Labana. Ma qual è il peccato mio? Qual è il peccato che ho fatto perché tu ti sei messo a correre appresso a me? Mo che ti sei messo a frugugnare rinda tutte cose mie. Rimma, che trovate tutte quelle cose che appartenevano a te? Fammi vedere quelle che tu hai trovate, mettele qua, innanzi ai parenti miei e innanzi ai parenti tuoi. E fossero loro e giudici per tutte e due. Ha giù passato 20 anni con te, e pecore toi e crape toi hanno mai fatto nascere una natura e non ha giù mai fatto mangiare, e zimmere e pecore toi. Non ti ha giù mai portato innanzi a nessuna veste che è stata sbranata. Io ho giù sempre provato un rammaggio tuoi. E voluto pure a me tutte quelle che veniva rubate a giorno e tutte quelle che veniva rubate di notte. E giorno ha giù battuto o capra e o freddo rinda nottata e tanti volte o suono se ne fuieva rinda all'occhio mio. Sono stata per 20 anni rinda a casa tua, t'ha giù servuta, sempre per senza niente. Per 14 anni per avere figli tuoi per moglie e 6 anni per la mente tua. E tu invece hai cagnato a mesata mia più una regina voda. Se non fosse stata vicino a me, o Dio Padre, o Dio Abramo, schianta Isaac, tu mi avresti mandato con la mano innanzi e con una mano a rete. Dio invece mi ha guardata, ma la patenza mia, la fatica e tutta la sua ramma che ha giù buttato per te. Meno male che in da nottata passata è venuta fra essa stessa, l'arbitro fra noi due. L'arbitro tanto rispondette ricetta a Giacobbe, che sti figli sono figli miei e tutti questi figli sono figli miei, chi stu vestiamo miei e pure tutte quelle che tu vedi erano mie. E che potrei fare oggi a questi figli miei? Che allora hanno fatto nascere in coppa a sta terra. E beh, vieni qua, facciamo un'alleanza io e te. Mettiamo pure un attestante fra noi. Giacobbe pigliai una preda e la mettette all'erta come una colonna. Poi ricette i parenti suoi, ha ragattato le prede. E chi le pigliai parecchi prede ne facette un mundone, in coppa a chi lo mundone. E prede si mettette a mangiare. L'abno lo chiamai Lega Arsa Aduta. Giacobbe invece lo chiamai Gal Ed. E l'abano ricette. Che sto mondone prete fossero oggi un testimone fra te e me, e perché so chiamai Galet e pure Mitzvah, perché ricette, o Signore guarderà a me e a te, quando noi non ci verremo più l'uno con l'altro. Se tu maltratterai i figli miei, e se ti piglierai a di moglie fuori questi figli miei, abbara a te perché sarà di stessa, e non nome, che a testa fra me e te. Poi ricette ancora l'apana a Giacobbe. O vi can, chi sto mondone, e prete, e vi canna sta colonna che hai aggiaizzato fra me e te, che sto mondone prete e testimonia che sta colonna è testimonia. Che hai te giuro, non appassa mai che sto mondone prete che sta a parte tua, e che tu giuro, non appassa mai che sto mondone prete che sta a colonna, che sta a parte mia, per venire a fare qualcosa di male. O Dio Abramo, o Dio Enacor, fossero loro i giudici fra noi. Giacobbe giurai, poschiando il padre suo Isaac. Poi facette un sacrificio in coppa a chi li munde e mitaie, tutti i parenti suoi a mangiare insieme con essa. Tutti chi si mangiaino e passai una nottata in coppa a chi li munde.